Napoli è arrivato un nuovo pizzaiolo, ma non è come ve lo aspettate. Eccolo, lui è Rodiman e sta lavorando sodo per imparare a preparare una pizza perfetta. In che modo? Replicando i movimenti di un vero pizzaiolo, Enzo Coccia. Hai imparato a lavorare? Sì? Ok, iniziamo. Tutti i movimenti da lui eseguiti nella preparazione della pizza vengono catturati da una serie di sensori collocati sul suo corpo. Le informazioni così raccolte vengono poi trasmesse al robot apprendista che deve riprodurle. L'obiettivo di Rodiman infatti è quello di replicare attività umane con un livello di destrezza mai visto finora, ma soprattutto riuscire a manipolare corpi deformabili, una delle sfide più ambiziose della robotica. Rodiman è un progetto di robotica quinquennale finanziato dal Consiglio europeo della ricerca e, come dice l'acronimo, è un progetto sulla manipolazione dinamica utilizzando dei robot. Che cosa si intende per manipolazione dinamica? La manipolazione in maniera non prensile, cioè senza afferrare un oggetto, nonché la manipolazione di oggetti deformabili. E allora, visto che questo era un progetto partenopeo, come dico io, ci siamo inventati come dimostratore di Rodiman la manipolazione che è richiesta nelle fasi di lavorazione e di preparazione di una pizza napoletana. Si deve afferrare con la mano sinistra. Ecco, questo è proprio il volteggio, insomma, questa è la fase più difficile che poi sarà da replicare sul sistema meccanico. Perché è la fase più difficile? Perché? Perché richiede un controllo destro delle posizioni e anche sentire la consistenza dell'oggetto deformabile, del disco di pasta, e quindi deve avere anche una percezione tattile. Dalla stesura dell'impasto al condimento fino alla cottura in forno facendola ruotare con una pala. In questo senso e poi te la giro nel senso orario. Un'arte, quella della preparazione della pizza, che Rodiman deve ancora perfezionare, ma i ricercatori hanno altri 2 anni di tempo. Il progetto terminerà infatti nel 2018. Ora c'è la terza fase, quella di essere in grado, col robot, di manipolare un oggetto elastico andando a interpretare l'informazione percettiva della telecamera in tempo reale. Una volta raggiunto l'obiettivo, l'abilità sviluppata dal robot nella manipolazione di oggetti deformabili potrà avere applicazioni in diversi settori. Potrebbe essere tutto ciò che riguarda manipolazione e percezione di tessuti, quindi in campo medico, quindi in campo chirurgico. Potrebbe essere in settori in cui, per esempio, nel settore delle calzature, nel settore anche della sartoria, perché anche là i tessuti, no? Quindi ogni volta che c'è un qualche cosa deformabile e così via. Oppure potrebbe essere, ad esempio, anche in settori alimentari, senza però cadere nell'inganno di pensare di sostituire l'anima e le emozioni del pizzaiolo che in qualche modo fanno parte integrante della tradizione.